Quinta giornata nel campionato di Serie D e per il Levico Terme c'è l'esame Montebelluna. La truppa di Andrea Vitali, reduce dall'importante successo sul campo del San Giorgio, cerca continuità per mantenere le distanze dalla zona calda della classifica. La formazione di Francesco Feltrin, invece, va a caccia di punti pesanti in riva al lago di Levico per riscattare il KO partito con l'Adriese e risalire così la graduatoria. I gialloblu, privi di Bertoldi a centrocampo, si affidano all'estro di Masia per innescare il centravanti Biscaro con Esposito e H incaricati di pungere sulle corsie esterne. Gli ospiti invece fanno leva sul granitico Mortaro, supportato dal trio Fasan, Zago e Vido, per scardinare la difesa levicense. Partono bene i padroni di casa, con Biscaro che pigia forte sull'acceleratore ripartenza, ma poi l'attaccante Noneso spreca tutto. Passa meno di un minuto e la contesa si sblocca. Pellielo contrasta troppo energicamente il giovane Fasan appena dentro l'area di rigore e l'arbitro indica con sicurezza il dischetto. Dagli 11 metri Mortaro mostra gran sicurezza e spiazza a Costa per il vantaggio trevigiano. I ragazzi di Mister Vitali accusano il colpo e per qualche minuto il Montebelluna è padrone del campo, ma prima Anciama con questo tiro cross e poi De Vido su invito di Mortaro non riescono ad insaccare il raddoppio. Con il passare dei minuti Castellani e compagni riescono a reagire e dal quarto d'ora dall'area incornalato trascorrono appena 100 secondi e Moretto regala la sfera ad Esposito, ma poi il difensore ospite riesce a metterci una pezza deviando sul fondo. La pressione va su Ganotto è costante, ma prima Biscaro e poi Masia non riescono a trovare la via del gol nonostante la gran generosità. I gialloblu provano a farsi pericolosi pure con le proprie torri e le proteste di Bagattini non sortiscono effetti dopo questo contatto in area veneta. I ragazzi di Vitali spingono costantemente alla ricerca del pari, ma difettano di precisione e freddezza in zona gol. H, ad esempio, addomestica la sfera con eleganza e conclude debolmente fra le braccia di Milan. Poi Biscaro è bravissimo ad anticipare la retroguardia in completo blu scuro e saltare un paio di avversari in velocità, concludendo però a lato in precario equilibrio. L'occasione più ghiotta, costruita dal sodalizio del presidente Beretta, giunge allo scoccare della mezz'ora. Biscaro ruba palla sulla tre quarti ospite ed appoggia per Masia, ma l'estremo difensore trevisano è bravo e puntuale a chiudere lo specchio in uscita. Il Montebelluna si rivede solo al 33esimo con questo tiro velenoso di De Vido che sfiora il palo dopo una deviazione. Le squadre si allungano e 100 secondi più tardi Masia apre il compasso e serve con un lancio millimetrico Esposito, ma la palla di ritorno per il numero 10 Valsuganotto è troppo corta. Prima dell'intervallo si possono annotare un'occasione per parte. Prima Fasan tira debolmente fra le braccia di Costa, mentre sull'altro fronte Milan blocca in due tempi la conclusione di Esposito. Nella ripresa, dopo appena 2 minuti, il Levico Terme si lamenta per questa rete annullata a Biscaro per offside. Poi la difesa di casa si perde Fasan, che costringe Costa ad un intervento non semplice. Vitali getta nella mischia Rinaldo al posto di Castellan, poi il pomeriggio già complicato dei gialloblu si fa ulteriormente complesso. Masia decide di fermare Fasano in ripartenza e l'arbitro estrae il cartellino rosso fra le proteste di tutti i levicensi. Bagattini e soci provano a non mollare e Demian disegna un cross insidioso per Esposito con Milan che deve smanacciare in uscita per sventare il pericolo. La gara si fa calda non solo per la temperatura estiva e dal 14esimo il direttore di gara decide di non ritenere falloso questo intervento di Fornasier su Guattieri. Il Montebelluna invece punge in contropiede e dal 14esimo De Vido fa tutto bene in velocità sferrando il raddoppio con questo diagonale velenoso. La contesa incandescente e dal quarto d'ora De Vido atterra Rinaldo con il pubblico locale che reclama lo stesso trattamento riservato poco prima a Masia, ma il fischietto meneghino estrae solo il giallo. La compagine di Feltrin in superiorità numerica cerca di non correre rischi, ma il 29esimo i tifosi gialloblu tornano a lamentarsi per questo contatto fra Moretto e Di Benedetto. Le proteste verso la terna proseguono pure dopo questo contatto fra Anciama ed H non sanzionato dall'arbitro. Poi il 37esimo un'azione insistita del Levico Terme permette a Di Benedetto di appoggiare per la corrente Rinaldo, ma la conclusione del giovane Valsuganotto da ottima posizione si alza sopra la traversa. La squadra di Vitali si getta in avanti con le ultime energie e dal 38esimo rischia il grosso quando dall'ara atterra Barbon lanciato a rete da Mortaro, ma il Montebelluna non sfrutta il conseguente calcio piazzato con Dal Colle. Succede poco altro e dopo 5 minuti di recupero il Montebelluna può festeggiare con i suoi tifosi e ritorna al successo, mentre il Levico mastica amaro e deve incassare la terza sconfitta di questo campionato. Domenica prossima per i ragazzi di Vitali sarà fondamentale rimettersi subito in marcia, ritrovare lo smalto in zona gol per tenere le distanze dalle zone roventi della graduatoria.